Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live. Buon martedì 30 giugno e arriviamo così a questo fine mese di giugno per iniziare una nuova giornata insieme da condividere. Iniziamo al solito modo con grazie 245.122 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a viaggiare, a conoscere la nostra Sicilia, le nostre aziende, a dare un volto alle nostre aziende. Oggi andremo nel territorio di Messina ed esattamente nella bellissima città di Mirto. Mirto è una bella città, tra l'altro il suo nome prende il nome molto probabilmente da Mirtus, proprio dalle piante di mirto, che poi sono piante caratterizzanti il sottobosco della macchia mediterranea. Mirto è una bellissima città a 428 metri sul livello del mare. Molto elegante, è appartenuta al periodo dell'impero di Carlo V alla famiglia Branciforti per passare poi ai Filangieri fin quando nel 1643 proprio i Filangieri presero il titolo di principi di Mirto. Ancora Mirto è la bella città che ha dato i natali a Francesco Cupani. Francesco Cupani fu un importante ed illustro botanico siciliano della scuola di Silvio Boccone, palermitano, proprio pioniere della botanica siciliana. Mirto fu una città molto importante per quello che riguarda il baco da seta, ma ancora il lino, importante per l'agricoltura, uliveti, vigneti, agrumeti, le nocciole, fino ad arrivare poi all'allevamento del suino nero dei Nebrodi. Noi oggi ne parleremo con una delle famiglie storiche, che è la famiglia Agostino, ne parleremo esattamente con Luisa e parleremo proprio della lavorazione, di come questi animali vivono, ne scopriremo veramente non solo la bellezza del territorio, ma anche il come questa azienda porta avanti da tanti anni questo lavoro molto bello. Pensate che proprio la famiglia Agostino, proprio a loro, si deve la non estinzione di questa razza autoctona. Ne parleremo fra poco con la nostra ospite. Nel frattempo permettetemi, come sempre, di dare dei suggerimenti per chi magari soltanto da poco facesse parte del gruppo di Io Compro Siciliano. Io Compro Siciliano, voi sapete, porta avanti quelle che sono ormai da 2 mesi e mezzo queste idee che sono diventati concetti, sono diventate realtà. Oggi consta di 245.000 presenze, aziende, amici, consumatori che ogni giorno condividono con grande passione questa voglia di portare avanti questo nuovo lifestyle, questo nuovo stile di vita che ha come elementi fondamentali l'identità, la qualità, la provenienza. Anche voi che siete in ascolto potrete far parte di questo grande database che consiste poi in una compilazione di un form che trovate proprio in alto nella nostra pagina. In questo modo appunto anche voi entrerete a far parte di questa banca dati. Ma ancora sapete quelli che poi sono ormai i nostri punti che stiamo per presentare, vi dicevo proprio scorsa settimana presenteremo in questi giorni, e abbiamo il nostro grande marketplace, il più grande marketplace che parla di Made in Sicily con le grandi eccellenze a marchio Io Compro Siciliano, poi il nostro portale del turismo seahost.it e poi la Sicily City Pass, la nostra card sotto forma di app che vi permetterà di viaggiare in Sicilia, agevolati anche da quelle che sono tante convenzioni che meglio vi faranno conoscere il nostro territorio, le nostre aziende, e noi proprio oggi vogliamo andare a conoscere un altro
volto della nostra Sicilia, un altro volto di una delle aziende più importanti che produce salumi di suino nero dei Nebrodi. Signori, in questo martedì abbiamo con noi Luisa Agostino in collegamento da Mirto. Siamo nel territorio di Messina. Buongiorno Luisa, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per averci dedicato questo spazio. Luisa, la vostra è una storia, come sempre, che parla di grande tradizione, di lunga tradizione, ma mi piacerebbe partire da un punto importante. Molti anni fa, era esattamente il 1995, si parlava praticamente di estinzione di quello che era questa razza autoctona, che era proprio il suino nero dei Nebrodi. Accade una circostanza importante. Vorrebbe raccontarcela? Assolutamente sì, con piacere. Partiamo proprio dall'inizio. Nel 1995, come ci hai anticipato tu, accade che la Regione Sicilia promuove un progetto per la valorizzazione del suino nero dei Nebrodi, razza in via di estinzione. L'animale ha rischiato l'estinzione per due motivi: la crescita lenta e il rapporto di massa grassa sul muscolo. Crescita lenta perché è un animale che vive brado, quindi si nutre di tutto quello che trova nel sottobosco, e per raggiungere il peso di 100-110 kg, 120 massimo, ci impiega 22-24 mesi. Quindi parliamo 2 anni di allevamento. È un animale che vive per 2 anni e si alimenta per 2 anni, non lo vuole nessuno, non investe nessuno su un animale del genere. Il rapporto di massa grassa sul muscolo: un animale dopo appunto l'accrescimento di 2 anni viene macellato e ricaviamo il 70-80% di massa grassa e il 30% di muscolo, quindi un animale che ha una massa grassa molto molto superiore al muscolo. È considerato un rapporto con un animale che vive in strutture intensive, che nell'arco di 6 mesi riesce a raggiungere il peso di 200 kg, 180, 200 kg, anche di più, ed è tutta una resa di massa muscolare. Questo ha rischiato l'estinzione proprio per questo motivo. Tra l'altro una massa grassa io la interrompo un attimino, innanzitutto perché volevo come sempre iniziare anche a portare i saluti dei nostri amici che sono in collegamento e che stanno seguendo la nostra diretta. Abbiamo Tito Puleri pronti e qui in collegamento con noi. Abbiamo Amalia Lopinto, buongiornissimo a tutti gli amici di Io Compro Siciliano e a quelli che lo diventeranno, e ancora un saluto a tutti gli amici che sono in collegamento. So tra l'altro che questa mattina c'è anche Mimma Stagnizia che ci sta seguendo, quindi ciao Mimma. Abbiamo il Faraone Palermo, buongiorno cara Catiusca, Luisa Agostino altrettanto, viva le nostre donne, dice il nostro amico. Ciao caro, grazie come sempre dell'affetto che ogni giorno condividi insieme a noi. Allora Luisa, c'è un messaggio anche da Lidia Calà. Buongiorno, felice di vedere che avete un ospite che da sempre testimonial d'eccellenza per il territorio dei Nebrodi. Un abbraccio alla regina del suino nero dei Nebrodi. Ciao Lidia, ciao un cara. abbraccio, ciao Lidia. È stata anche da noi, meravigliosa Lidia. Luisa, sicuramente il prodotto rappresenta l'identità di un territorio, lei poc'anzi ce lo stava anche descrivendo in base a quello che poi è la vita che gli animali conducono. Lei diceva c'è un lungo periodo, tra l'altro proprio ieri parlando del suo allevamento mi è piaciuto come lei me lo raccontasse anche sin dalla nascita, nel senso lei mi ha detto noi ci teniamo sin da quando il piccolo dell'animale segua un cammino naturale, vengono anche, non vengono somministrati nessun tipo di benessere animale, in 2 parole. esatto, e lei ci raccontava, sì.
Sì, prego. Vuole raccontarlo anche ai nostri ospiti, quello che mi diceva e che mi Assolutamente sì. Mi fa piacere, insomma, far conoscere le peculiarità di questo animale sin dalla nascita. Sì, praticamente ci occupiamo di biodiversità e di benessere animale, a partire dalla nascita, no? E un animale per poi avere dei buoni salumi si deve partire da questo. E noi da questo proprio partiamo, nel senso che non diamo antibiotici all'animale, quindi senza antibiotici. Per far questo bisogna non svezzare l'animale molto piccolo che deve essere per forza poi aiutato con mangimi piuttosto che con antibiotici. Bisogna lasciarlo sotto la mamma per un periodo più lungo, quindi parliamo che lo lasciamo fra 80-90 giorni, in modo che l'animale quando poi viene svezzato è pronto per procacciarsi il cibo da solo e quindi è un animale completamente sano dalla nascita. Questo poi ci permette, lungo la lavorazione, di lavorare i nostri salumi senza nitriti e senza nitrati. Noi lavoriamo in modo biologico completamente, in modo naturale. E lo sforzo che voi fate anche nel lungo periodo, perché lei mi diceva chiaramente noi diamo il tempo, sono 48 mesi, mi diceva poc'anzi, no? Pressappoco, e questo è il periodo, Sì, parlava di un sono lungo. circa 90 giorni, sì, l'animale resta sotto, il cucciolo di suino resta sotto la mamma per sì, 80-90 giorni e quindi diciamo che Quindi allatta per tutto il tempo. lo sforzo viene poi premiato da quello che è poi il successo però dei vostri prodotti, Ma Luisa, perché adesso assolutamente sì. mi piacerebbe cominciare insieme a lei a parlare proprio nello specifico dei vostri prodotti. Ci sono sempre alcuni saluti che arrivano, noi abbiamo tanti siciliani che ci seguono dal mondo, abbiamo Cini Carmelo che ci segue dal Belgio. Ciao Carmelo, grazie per essere con noi quest'oggi. Giovanni Ferrito, buongiorno da Bottega Orafa. Ciao Giovanni. Vincenzo Agostino, mi sembra che lei forse lo conosca perché è il figliuolo. Sì. Ciao Ciao. mamma. E come Qui in questo, vedete però, in questo come momento vedete, Vincenzo è nella fase della produzione nel laboratorio, per cui ci stanno seguendo insieme ai ragazzi. e quindi io Ciao. saluto Vincenzo e tutti i ragazzi che sono in laboratorio. Tra l'altro, cosa diciamo sempre? Che noi siamo felici quando conosciamo aziende che tramandano questa loro forza, questa voglia di continuare ad essere presenti nel territorio e quindi trasferendo la tradizione ai figli, questo passaggio di testimone, la tradizione e l'innovazione, questo continuo volere cercare il nuovo basandosi sempre su quella che la tradizione ci insegna. Ancora ci sono dei saluti da Chiara Seita. Buongiorno, io compro siciliano e sempre complimenti per le eccellenze che state promuovendo. Viva le donne imprenditrici siciliane! E quindi ancora tanti complimenti a Luisa. Luisa, arrivano Grazie. proprio complimenti da lei. C'è ancora un altro saluto che arriva da Amsterdam. Ciao bella, da Amsterdam, Rolando Ferracini. Ciao Rolando, grazie anche a te per essere con noi. Bene, Luisa Agostino. Luisa Agostino, vi ricordo che in questo martedì vi stiamo portando a Mirto in questa bellissima realtà aziendale che è proprio l'azienda Agostino. Voi avete tanti prodotti d'eccellenza che Sì. sono proprio i salumi di suino nero dell'azienda Agostino. Sì. Vogliamo parlare un po' dei vostri prodotti, dei vostri salumi? Assolutamente sì, noi facciamo col suino nero 8 prodotti. Tra l'altro, visto che si parlava e si diceva viva le donne, la nostra norcina è una donna, quindi come vedi nell'azienda siamo forza donne ed è Pina Agostino, sorella di mio marito Sebastiano, e che insieme a mio figlio e altri ed è la prima norcina donna d'Italia. Non ci sono altre norcine donne perché il lavoro, questo mestiere viene sempre associato a un uomo. Ebbene, allora, tornando ai prodotti, noi facciamo 8 prodotti a partire dal prosciutto crudo, che è stata una bella sfida per noi, perché in pratica la cultura del prosciutto si ferma
un po' al nord, Emilia-Romagna, quelle zone lì, la conosciamo insomma tutta la storia dei prosciutti. E per noi è stata una sfida perché in pratica la regione prevedeva anche la lavorazione delle cosce del suino nero e siamo stati affiancati all'Istituto Sperimentale per le Conserve Alimentari di Parma. E lì con loro passo passo abbiamo fatto i primi esperimenti, le lavorazioni e poi anche i panel test. Dai panel test che cosa è il risultato? Che i prosciutti che stagionavamo e lavoravamo qua a Mirto erano tecnicamente fatti male perché non avevamo l'idea di come si modellasse una coscia, ma con un profumo straordinario perché noi stagioniamo in cantine naturali, per cui poi le cantine il prodotto nelle cantine prende tanto dal territorio, frutta secca, mandorlato, tutta questa roba qua, che stagioniamo 48 mesi. Per quanto riguarda il resto dei prodotti facciamo un buon salame e delle salsicce che ancora tradizionalmente tagliamo a ceppo, non tritiamo, e poi pancette, capocolli. La bontà di questo animale sta nel fatto che è molto amarezzato di grasso, motivo per cui questo gli dà dolcezza, morbidezza e non abbiamo bisogno di aggiungere nient'altro oltre che le sapienti mani della nostra norcina e una pazienza nel raggiungere la stagionatura di questi prodotti. Signora Luisa, lei ieri mi diceva, anticipando questo appuntamento di oggi, che c'è per ogni capo, lei diceva ci sono circa 5 anni di storia da raccontare, no? Sì, esatto. Questo lo dicevo perché dietro un prosciutto, dietro una coscia, ci sono dai 4 ai 5 anni di storia, di lavoro da raccontare. Perché se considera che per 2 anni alleviamo l'animale e per 36/48 mesi stagioniamo il prodotto, ci facciamo 2 conti e siamo lì, 4-5 anni di storia. Io ho avuto modo di vedere anche alcuni piccoli documentari fatti nel vostro territorio e ho visto quanto è bello perché è veramente una grandissima distesa di ettari che voi poi Di tra l'altro bosco. avete sì, quindi c'è questo contatto col territorio molto bello e importante. Continuano ad arrivare saluti da parte di Fausta Intravaglia e da Gianni Rossi. Buongiorno carissimi amici, grazie anche a voi per essere in collegamento. Noi, come sempre, quando c'è un messaggio da Fausta Intravaglia, buongiorno popolo di Io Compro Siciliano, Katiuska, complimenti per gli orecchini meravigliosi. Grazie Fausta. Questa tra l'altro devo dire è un'opera, noi abbiamo tanti artigiani che fanno parte del nostro gruppo di Io Compro Siciliano e questi orecchini sono realizzati con la vecchia tecnica della lavorazione a fittino, quindi come vedete si continua poi a parlare di tradizione e noi siamo ben felici quando tra l'altro ci sono aziende all'interno, e noi lo sappiamo bene, all'interno di Io Compro Siciliano che raccontano proprio la nostra storia e le nostre tradizioni, come poi la famiglia Agostino. La famiglia Agostino, che anche questa è un amore che si tramanda da padre in figlio. Lei ha iniziato davvero giovanissima, Luisa, vero? Sì, Lei io ho è iniziata... iniziato a prendere piede in azienda che avevo 16 anni, poi quando avevo 20 anni ho sposato mio marito e insieme a questa bella famiglia abbiamo insomma cercato di concentrarci sempre di più su biodiversità, sostenibilità, benessere animale, sviluppo ed economia del territorio. Per economia del territorio ci tengo molto a dire 2 parole perché il mio territorio vive di allevamento, noi non abbiamo una bella posizione geografica pianeggiante, eccetera, siamo in una zona montuosa e qui insomma viviamo di questo. E in questi anni di lavoro, di esperimento, di valorizzazione abbiamo fatto anche in modo di creare una sinergia insieme a altri allevatori che oggi riescono riescono ad andare avanti anche grazie a quei pochi capi che allevano e conferiscono al nostro salumificio. Quindi siamo stati anche in grado di portare dell'economia sul territorio, oltre a una gran valorizzazione, insomma, col suino nero che si è creata.
E come vedete continuiamo a parlare, e mi rivolgo agli amici che ci stanno seguendo, continuiamo a parlare sempre di sviluppo del territorio e quando si parla poi di rete di sinergia. Adesso la signora Agostino ce lo stava proprio trasferendo, che è proprio questa inclusione che deve esserci nel territorio, perché noi diciamo sempre insieme si raggiungono prima i risultati e soprattutto si arriva anche più preparati al mercato, giusto Luisa? Perché essere chiaramente piccoli non porta poi i suoi frutti come quando invece si immagina di far rete. Sì, questo è molto importante, ma senza mai dimenticarsi di restare con quel senso di essere piccoli per mantenere sempre alta la qualità. Perché a volte, sai, si ha il senso di allargarsi, di vedere le cose molto in grande, di tralasciare quella che è la particolarità del prodotto e la genuinità. Noi abbiamo sempre pensato di volere un prodotto da non solo da gustare, ma anche da raccontare. Un prodotto buono, pulito e giusto, come Slow Food ci ha insegnato, tant'è che dal 2000 siamo Presidio Slow Food col suino nero dei Nebrodi e la provola dei Nebrodi. E io approfitto per adesso leggere questo messaggio e poi torniamo sulla conversazione slow food. Allora, c'è Patrizia Cellini. Patrizia Cellini, tra l'altro, anche lei fa parte della squadra di Io Compro Siciliano, è tra i moderatori e ne approfitto tra l'altro per salutare tutti i moderatori e il lavoro che ogni giorno conducono con tanto amore e con tanta passione verso i nostri amici e verso il popolo di Io Compro Siciliano. Le nostre meravigliose eccellenze intervistate dalla nostra splendida e brava Catiusca, donna is always a good idea. Grazie Patrizia, e noi devo dire che oggi abbiamo, come vedi, una gran donna che racconta quella che è la sua azienda, lo racconta come dicevamo noi con questa grande forza. Noi parlavamo di Presidio Slow Food, parlavamo poc'anzi, giusto Luisa? E io compro siciliano, Luisa proprio un paio di settimane fa ha firmato un protocollo di intenti con Slow Food Sicilia proprio per essere in maniera sinergica pronti a promuovere le eccellenze nel rispetto del territorio, della natura e soprattutto dei valori. I grandi valori che poi sono i valori semplici, quelli che noi ci portiamo per tradizione, quelli che ci appartengono, che ci vengono trasferiti, un po' come quello che avviene in azienda, nell'azienda Agostino, quella che avviene da padre in figlio. È bello sapere, Luisa, quanto un prosciutto nostro possa essere presente anche nelle tavole dei gourmet di tutta Italia. È vero, questa è una grande soddisfazione, immagino, per voi. Tantissimo, il suino nero ormai da anni è stato un punto di ricerca e valorizzazione non solo per noi come azienda, ma anche da parte di chef stellati che abbiamo in Sicilia e non, da parte di consumatori attenti, insomma da parte di un buon pubblico. Ci sono alcuni messaggi che arrivano. Allora, c'è Lidia Calà, dice Luisa Agostino e la sua azienda sono identità per il territorio e io sono felice che spesso ci troviamo insieme con obiettivo comune che è valorizzare il nostro territorio e i nostri prodotti. Lei suino nero, io nocciola dei Nebrodi, Luisa, le vere eccellenze emergono sempre, come vedi. Ed effettivamente Lidia Calà, che poi appunto ripeto è nostra cara amica, dice è importante poi in maniera sinergica, come dicevamo, portare avanti quelli che poi sono i prodotti del territorio, il territorio stesso. Noi diciamo Io Compro Siciliano è un po' incubatore di impresa, così come le altre imprese lo fanno a loro volta nei confronti del territorio dove
risiedono, il territorio che raccontano. Ma Luisa, potremmo immaginare, visto che si parla di sinergie, collaborazioni, poter immaginare magari un grande evento Io Compro siciliano dove portare eccezionali prodotti, grandi prodotti di qualità, e voi sicuramente siete un'azienda leader nella lavorazione, nella distribuzione dei salumi di suino nero dei Nebrodi? Assolutamente sì, queste sono delle cose che noi molto spesso, io come Lidia, insomma stiamo parlando di noi in questo momento, facciamo, e quindi ci ritroviamo spesso in eventi e noi facciamo sempre quello, valorizziamo non solo il nostro prodotto ma valorizziamo sempre il territorio, quindi ci farebbe tanto tanto piacere, assolutamente sì. Esiste tra l'altro, mi sembra di aver letto, forse una fiera che si svolge periodicamente, mi sbaglio, proprio nel territorio, nelle vicinanze. So che c'era forse una fiera, un appuntamento annuale che si svolgeva proprio legata ai prodotti, forse si svolgeva sino a qualche anno fa e poi magari non è stata rinnovata, quindi potrebbe anche essere l'opportunità per riportare insieme avanti la presentazione delle nostre aziende, dei nostri prodotti. Bene, Sì. Luisa, ma io adesso l'ho tolta perché lei era l'azienda, immagino, giusto? Prima di Sì, entrare in io collegamento sono al con noi. lavoro. Quindi adesso cosa Sono al l'attende? Non lavoro. appena termineremo la nostra intervista, cosa l'attende? Cosa? Mi attendono le spedizioni perché io lunedì, martedì e mercoledì faccio spedizioni e quindi adesso è il momento già di chiudere le spedizioni, di aspettare il corriere e di far partire via le nostre eccellenze. E via per l'Italia e per il mondo, perché ricordiamo Esatto. tra l'altro che distribuiamo appunto in Italia e nel mondo. C'è un saluto da Sara Agostino. Ciao Che mi Luisa è e molto complimenti. familiare. Ciao Sara. Sara Anche sarebbe? lei è la sorella di mio marito, loro sono in 4. Ah, ecco, ok. Sara eccezionalmente non si occupa dell'azienda perché lei insegna, quindi fa tutt'altro, ma ci aiuta sempre quando può. Pina si occupa dell'azienda a 360 gradi con me, Sebastiano che è mio marito fa il direttore di orchestra, coordina il tutto, e Gaetano che è altro fratello si occupa dell'allevamento anche lui. E quindi viva la tradizione, come Sì. vedete ancora vince la tradizione. Io No, volevo, prima di chiudere, noi diciamo che siamo un po' le colonne portanti. Da 3 anni, 4 anni a questa parte in azienda sono entrati Vincenzo Agostino, che è il figlio che mi ha salutato prima, e Lorelai, che è la figlia di Pina. Loro sono giovanissimi, 23 anni, e già sono in pieno regime a cercare di saperne di più su questo lavoro, insomma, tramite noi che cerchiamo insomma di meraviglia, dare anche delle... perché viva i giovani, Luisa, viva i Viva i giovani, perché giovani. saranno loro a portare avanti le nostre aziende, la nostra realtà. C'è un saluto da Veronica Latino che dice grandi lavoratori tutti in famiglia, quindi complimenti anche da Veronica. Io Grazie, grazie mille. volevo Io, prima di salutare, sì, prima di chiudere, ci terrei tanto che quello che oggi ci siamo raccontati così a distanza, quando fosse possibile, veniste a vederlo di presenza. Vi e faccio fare noi un bel questo tour. E noi questo lo assolutamente facciamo il nodino, come si dice in un'altra Sì. importante trasmissione, facciamo il nodino, assolutamente sì, saremo ben felici. Bene. Crediamo fortemente, tra l'altro, nel racconto del nostro territorio, delle nostre aziende, di chi lavora con grande Grazie. forza per portare avanti la nostra cultura. Io volevo ringraziare tutti gli amici che anche oggi sono stati in collegamento con noi. Domani ci sarà come sempre il nostro appuntamento delle 12 con Io Compro Siciliano Live, ma vi ricordo alle 18 l'appuntamento con il grande Francesco Caravello in aperitivo social, sempre per conoscere il territorio e vivere con grandi emozioni i racconti e le condivisioni insieme a voi. Mi raccomando, compilate il format che vi dicevo proprio di inizio puntata e continuate anche a scriverci, a condividere le vostre idee mandando una mail a info@iocomprosiciliano.com. Noi siamo pronti per questa chiusura, Luisa. Viva le donne, viva la famiglia, viva l'azienda, viva il territorio, viva la Sicilia. C'è Andrea Graziano che dice: grande Luisa, sei una fuoriclasse.
Andrea Graziano è uno di quei clienti più storici che abbiamo, con i suoi food in giro per l'Italia e la Sicilia, che ha fatto tanto per le piccole aziende come noi, ed è stato uno dei primi nostri clienti, che ce lo portiamo dietro da 20 anni ormai. Grazie Andrea. E quindi saluti affettuosi anche ad Andrea. Luisa, grande donna della famiglia Grazie. Agostino, vi ricordo che oggi siamo stati a Mirto, nel territorio di Messina, a conoscere Luisa Agostino dell'azienda Agostino, salumi del suino nero dei Nebrodi. Luisa, noi terminiamo sempre il nostro appuntamento in questo modo. Per favore, potrebbe avvicinarsi un poco alla camera? Sì. Adesso dovrebbe, bellissima signora, ripetere con me: io compro siciliano. Io compro Così siciliano. ci Vai. piace, questa è la Sicilia che ci piace. Grazie all'azienda Agostino, grazie Ciao. Luisa, buon lavoro, Grazie a buon voi. lavoro. Un bacio. Ciao, ci vediamo Ciao ciao. domani. Ciao.